Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, Flash Simulator 2020, tappa molto bella secondo me oggi, usciamo dall'Italia e andiamo in Spagna ci staremo un bel po', comunque parecchie tappe, da Milano Malpensa a Barcellona El Prat, 390 miglia per 51 minuti di volo. Dai, sinceramente non vedo l'ora sia di fare il drone su Milano che vedere Barcellona come è fatta, visto che non ci siamo mai stati. Spiego ragazzi che tanti mi hanno scritto giustamente perché io ascolto e leggo tutti i commenti costruttivi che qualcuno magari voleva un giro del mondo con aerei più piccoli e sorvolare le città. Ma è chiaro che è bellissimo così, però vuol dire praticamente finire nel 2090, nel senso no, devo fare tappe stracorte e diventa, me l'ho già spiegata questa cosa, diventa troppo lunga. Però visto che vedo che questa cosa può interessare, posso al di fuori del giro del mondo fare un altro tipo di serie dove invece tocchiamo le città piccole e vediamo più nel dettaglio dal volo le varie zone. Ecco, si può fare tranquillamente. Se avete dei consigli anche su che rotte fare, chiaramente non città importanti, ma cioè, magari anche toccarle, però atterrare su aeroporti un po' più piccoli, aspetto i vostri consigli. Però nel giro del mondo come indiano tradizionale c'è il DFR da un punto all'altro e stavolta però ci ha aggiunto il drone che per fortuna il simulatore ti dà questa possibilità dove possiamo comunque vedere la città più nel dettaglio. Oggi ci godiamo Milano e niente raga, andiamo.
minuti. Milano come città, con San Siro, la galleria, il Duomo, il castello, i grattacieli, tante belle cosine. E sopra siamo qua con il Vueling.com. Vueling Airlines, sono quasi le 8 e siamo pronti a partire. Ok, adesso carichiamo i bagagli. Catering andato, bagagli idem e ci siamo. Pushback, togliamo il freno, ce la possiamo levare e oggi dovremo fare un atterraggio comunque in notturna, perché penso che, per carità, è meno di un'ora, ma il tempo di fare il rollaggio, tutto quanto, sarà sicuramente sera a Barcellona, anche se in realtà sì, andando verso ovest il sole tramonta un po' più tardi, quindi boh, vedremo, dai, vedremo. Una delle mie livree preferite in assoluto Vueling, mi piace One Casinus. E portami. Ok, godiamoci l'esternazzo però. Quindi, come detto nell'intro del video, è così il giro del mondo con diciamo quello tradizionale. Usiamo comunque aerei di linea per fare la tratta e vedere un po' gli atterraggi comandiani, che finora sono andati abbastanza bene. Quello che è deluso di più, anche per casini vari con l'ILS, quello di Capodichino. Adesso vediamo cosa combiniamo qua. Facciamo una leggera sterzata a sinistra. Ok. Possiamo anche andare. Perfetto. E avviamento motore, vai. Siamo in rollaggio. Ok, qua il cielo sereno, abbiamo un po' di nuvole di qua. Diciamo che cominciare il giro d'estate ti aiuta ad avere comunque un tempo paradossalmente più sereno, ecco. Qua vedi, qua ci sono questi piccoli ondeggiamenti che non capisco francamente. Adesso andiamo a vedere Barcellona, che sarà una Barcellona di notte, quindi spettacolare. Poi è chiaro, quando faremo la scoperta di Barcellona sarà sicuramente di giorno, e poi comunque sarà il primo volo delle 6 di mattina. Penso saranno 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Così almeno avremo un volo, diciamo, all'alba e un volo di notte, per vedere anche un po' lo scenario di Flight Simulator anche di notte. Ma poi chiaro, con l'inverno magari faremo meno, perché comunque ci saranno più ore diciamo serali, quindi cerchiamo di concentrarci di più sulle ore, diciamo, centrali della giornata. Ok. Siamo pronti, raga. Ok. Ma che cazzo, no, grazie. Oh, ma porca puttana. Ok.
grazie. Cleared for takeoff runway 17 left VLG 112 tree. E siamo pronti a partire, raga. Infatti ho avuto un piccolo problema con lo zoom. Vai, raga, Milano-Barcellona. Andiamo in Spagna, raga. Andiamo in Espana. Ok. Adesso vediamo lo scenario, diciamo, in fase di tramonto barra sera. VLG 112 tree contact Milan Center on 124.925. 124.925 for VLG 112 tree. CL. Milan Center VLG 112 tree is climbing through 2,000 feet for 12,000 feet. Boh. VLG 112 tree Milan Center continue as Ok. altimeter tree 0.26. Ottimo. E ci siamo. Salutiamo Malpensa e Milano. Ciao Italia, faremo ancora un po' di Italia, però questo è l'ultimo aeroporto, diciamo, italiano per un bel po' di tempo. Adesso ci dedichiamo all'Europa, al Nord Africa e al Medio Oriente. Quindi vedremo scenari diversi, scenari particolari. Qua vedi, fa sempre salita impicchiata, cose che insomma forse va un po' troppo su per i miei gusti. E siamo in salita per 1, 2, 0. Guardate i riflessi del sole. Spettacolo. Noi facciamo i nostri screenshot. Questo è il bello, poi poter vedere tutto con le luci diverse. Per esempio siamo al tramonto, che lo scenario è completamente diverso rispetto a una Milano probabilmente di giorno, così, o di sera addirittura, con tutte le varie luci incredibili. Adesso in questo momento non siamo sopra Milano, però scusate. Vediamo un attimo la rotta. Eccola qua. Buono. Due screenshot dei due punti di vista e ciao. Adesso vediamo la seconda chiamata. A che altitudine andiamo? Forse una 200. Secondo me no, 180. 180. Ok. Esternazzo. E vai, sali vecchio mio. Mamma che bello. Cioè le luci, il gioco di luci, delle ali, sono chicche a mio parere che, diciamo, in questo momento nascondono magari le magagne che può avere il simulatore da un punto di vista, per esempio il 747, che ho visto alcuni video. Effettivamente io non ho ancora provato, effettivamente ha parecchi bug, ed è un peccato perché ci servirà anche tra un po', quindi spero risolvano il prima possibile, perché non ci saranno rotte più lunghe. Ci saranno, visto che abbiamo detto, insomma, abbiamo deciso di fare tutte le rotte, quindi anche per esempio Londra-New York non è proprio una rotta di 2 minuti e non possiamo certo farla con la 320 che non arriva, cioè precipitiamo a metà e non è bello, ragazzi, non è proprio una cosa bella. Comunque siamo veramente fortunati nella parte, diciamo, ecco, il volo che ho fatto non del giro del mondo, quello Leeds-Glasgow. Per il resto
Non abbiamo trovato la pioggia, sinceramente voglio tenere il meteo reale, mi sembra brutto impostare io di default la pioggia o insomma altre condizioni, ecco. 0. Allora, no, che cazzo devo fare? Poi sveglia come, capisco che è tardi, effettivamente è tardino, però non dormire in piedi, grazie. Zero, quota crociera, boom boom. Oh boh. Ok. Io sono sincero ragazzi, quello che sto facendo adesso è proprio godermi i colori. Quindi alla fine stiamo tra virgolette rincorrendo il sole, nel senso stiamo andando verso il sole, quindi sicuramente verso est è molto più buio. Chissà, sono proprio curioso di capire come sarà l'atterraggio. Ok. Ma questa è proprio una cartolina, però, facciamo un'altra per sicurezza. Mamma mia. Cioè, capite perché non c'è bisogno del... Cioè, io capisco che magari i VFR danno le città più da vicino, però vedere tutte le città in VFR da vicino e fare rotte anche magari da 50-60 miglia vuol dire... Cioè, è infattibile per un giro del mondo. Ecco, per un giro d'Italia... Ecco. Adesso vedete, se volete il Giro d'Italia, allora si può anche che... No, aspetta, no, Pro Cycling Manager. Se volete un Giro d'Italia VFR è un altro discorso, e quello sì, si può fare come intendete voi con le tappe. Posso fare Venezia-Verona, Verona-Bergamo, Bergamo-Milano, cioè quello sì. Però farlo insieme diventa un po' un casino secondo me, però si può fare tranquillamente. Su quello non ci sono dubbi, assolutamente. Però sul Giro del Mondo purtroppo è infattibile. Qua ti godi le città con il drone, questa per fortuna è una cosa nuova che, insomma, secondo me è un'idea comunque che ci può stare, interessante. È chiaro che non posso far vedere tutto, perché anche perché non è che tutte le città conosca tutti i punti di interesse, e dopo ti godi il viaggio comunque con panorami mozzafiato e atterraggi comediani che tante volte sono buoni, ma altre volte sono vaneggio allo stato puro. Però questo vale tutto, a mio parere, cioè... Ok. Si procede per il meglio. Qua ora passiamo anche per la Costa Azzurra, non so, riusciremo a capire un po' qualcosa, forse boh, Marsiglia, perché Monaco la vedo dura, boh, vediamo, dai, vediamo proprio quando siamo là. Però è anche vero che non ci sarà tantissima luce forse, però questo, ripeto, questo scenario è da cartolina. Si comincia a vedere il mar Mediterraneo. Il sole ce l'avevamo ancora proprio in faccia, cazzo. Bene, bene, tutto tranquillo. Anche qua puntiamo a un touchdown, dobbiamo migliorare sempre di più, fino a creare proprio l'aeroporto, l'atterraggio perfetto. E dopo siete voi a decidere quale sarà, diciamo, quello più bello del Giro del Mondo. Per il momento direi proprio l'ultimo a Malpensa, che è sto bello morbido, preciso e... insomma, un bel atterraggio, dai, per gli standard comendiani ci sta. Sono proprio curioso di vedere anche il frame rate, gli fps di Barcellona, magari con le lucine, perché insomma presumo ci saranno luci, un altro tipo di illuminazione ovviamente notturno, e vediamo se... diciamo che dopo la patch, sì, la trollata di 300 mega è ancora più fluido, almeno questo è quello che ho riscontrato io, poi non so voi.
Comunque ricordo sempre, visto che in tanti me lo scrivete, io l'ho detto tante volte, però rispiego le specifiche. RTX 2080 Super, 32 GB di RAM con frequenze 3200, Ryzen 9 3900 con 12 processori, e 2 SSD da 1 2 tera e un hard disk da 3 da 8, scusate. Per chi si domanda cazzo come sono uscite le 380, comunque le serie 3, sono scioccato dal prezzo, non me l'aspettavo, perché anche per quello sono andato a colpo sicuro, insomma, sulla 280 Super, anche perché il budget era quello, per quanto insomma non ho speso poco, però avevo un budget comunque limitato. E non preoccupatevi che tanto insomma penso che farò l'upgrade con la 380, metterò la 280 Super sul PC vecchio, e la 380 su questo, insomma, quindi sono abbastanza tranquillo. Il discorso è che veramente a 718 euro circa, 720 euro la 380 è veramente regalata a mio parere, quindi consiglio a tutti, se dovete fare l'upgrade andate di 380, proprio non me l'aspettavo, guarda che bello, proprio non mi aspettavo dei prezzi così, penso nessuno al mondo, a parte forse qualche super esperto nel settore, io sicuramente no, cioè pensavo sui 1500-1600 la 3090, la 380 sui 1200 e sui 700 la 370, proprio azzeccata completamente. Guarda che bello, vai qua. Però con le luci così della città illuminata è veramente figo, e possono secondo me fare ancora meglio, c'è margine di miglioramento dal punto di vista illuminazione artificiale, almeno io la vedo così. Però qua è veramente uno spettacolo, di là, vedete di là com'è scuro. Buono. Ok. Proprio Marsiglia, questa è Marsiglia, quindi l'avevamo azzeccata, perché non ci vuole uno studio. Però qua c'è proprio l'aeroporto di Marsiglia, qua, eccolo qua, e niente, per Marsiglia a me non dà bei ricordi, perché insomma da buon milanista, insomma l'unica squadra francese che ha vinto una coppa, una Champions, è proprio l'OM, in circostanze curiose, con il grande presidente Bernard Tapie, che insomma qualcosa di non proprio lecito nella sua carriera ha fatto quel presidente del Marsiglia. Vabbè, insomma adesso non parliamo di calcio, che ne parleremo più avanti dallo studio cumendiano della casetta nuova. Il sole se ne va, la notte sta arrivando. Quanto bello è il Vueling. E se non so, io voglio assolutamente la livrea meridiana, ma cioè, se qualcuno è capace di creare livree, mi può contattare tranquillamente, sono disposto a, non so, procuro una svedesona per la notte, cioè, perché la vorrei tanto sinceramente. La livrea meridiana è proprio la mia preferita in assoluto, non chiedetemi il perché, è molto semplice, ma non so, io proprio amo Meridiana. E Vueling penso sia la seconda sinceramente, perché non so, amo ste livree così, un po' del cazzo, è un come curioso quello delle livree. Poi KLM, Pride, ciao, cioè, godimento purissimo, ma insomma che c'è da dire graficamente? Cioè, guardate che roba, cioè, stare qua 10 ore a farmi le pippe guardando sto momento, cioè per me è di una rilassatezza e di una maestosità unica. Non mi stancherò mai di dirlo sinceramente, raga, cioè, perché in realtà posso goderlo tutto a cannone in 2K e sicuramente questo aiuta al godimento, però cioè anche ad alto, abbiamo visto ad alto in Full HD, lo spettacolo era comunque importante. Vabbè, stiamo un po' in cabina, adesso vado un po' con l'hostess, ci ribecchiamo tra un pochino. Di scendere a 280, inizia la discesa. Vediamo quando parte. Non vedo l'ora di cominciare a ottenere qualche medaglia, qualche achievement, insomma, nel senso, nelle prime 50 ore c'è un avanzamento di grado, però
Su, per esempio FSX c'era anche tipo ogni 50 atterraggi, 1500, robe così. Voglio arrivare a 60.000 ore di miliardi di volo. Ok, siamo in discesa. E ormai no, cioè è sera. Per carità, vediamo ancora un po' di luce, ma ormai c'è la notte davanti a noi. Bene, bene, bene. Non vedo l'ora di affrontare l'atterraggio in notturna, Fiori. Sono stragasato. Anche se sono... Mamma mia. È un po' tardi, ragazzi. Sono le 3. È un venerdì curioso. Dopo una bella giornata con la fanciulla. Ho leggermente sonno, però... volare è troppo bello. Contattare Marsil Sanor su... io contatto Marsiglia Centro, allora? 120.75 VLG 112 tree. Marseille Center VLG 112 tree is out of flight level 330 for flight level 280. VLG 112 Va bene, io continuo verso Nildu, va, te lo prometto, vecchio mio. Grazie, caro. 10.000. Ok. Buono. Ma cosa c'è? Vediamo un po'. Ma siamo già in Espana. Tempo meraviglioso, qualche nuvoletta, proprio niente. Siamo proprio condizioni ideali per volare. Le classiche condizioni ideali. Sapete che per me è sempre un momento catartico questo, nel senso sempre là, scusate. Finché non vedo che fa puff, forse tra poco lo fa, forse tra poco lo fa. Perché andare in manuale così al buio. Adesso scendere, mantenere... Non l'ho ben capita questa, però. Ai ai ai, raga, la vedo brutta. Speriamo bene. Non siamo ancora vicinissimi, chiaramente col mare e comunque buio, hai meno punti di riferimento. È sempre più vicina però a Barcellona, eh. Eh, 2400. Stavo. La tensione sale. L'A320 della Vueling Airlines ha paura. Sarà touchdown o Mar Mediterraneo? Lo scopriremo tra poco. Dai però, dammi qualche... Ok, sono stabilizzato a 2000. Quindi non è ancora sul sentiero di discesa, ragazzi. Per il momento ancora non è sul sentiero di discesa. Adesso
No. VLG 112 tree, you are 12 miles south of Barcelona. Ancora no. Contact Barcelona Tower on 121.7 when inbound. Tower on 121.7 VLG 112 tree. Non farmi questo, ti prego. VLG 112 tree, 12 miles south inbound ILS Yankee runway. Non farmelo, non me lo merito. VLG 112 tree, Barcelona Tower. Autorizzato avvicinamento ILS Yankee. Avvicinamento, quando dice avvicinamento mi fa troppo ridere. Non vuole andare giù, non vuole andare giù, andiamo in manual. Zio che no. Non capisco se è un mio errore, ma io non ho fatto tutto uguale, cazzo. No di hack. Sarà per questo? Forse attenzione, però il diamantino comincia a scendere. Una piccola chance in più per il Vueling del Cume. O Mediterraneo o touchdown, chi lo sa. La chance sale, però siamo vicini, cazzo, se non vai giù adesso è finita, zio cano. Ok. Sta andando giù adesso, però. Bah. Non lo so. Probabilmente mi sto vaneggiando, io sono impanicata io, non lo so. Mi sembra un po' lento, cioè un po' in ritardo, però. Dai, forse la prospettiva del buio e del mare, dai. Non aver paura, Cuba, siamo a 1700. Hai troppa paura, Cuba. La paura di fallire soprattutto. Ancora un pallido, avevo un po' di luce, uno spiraglietto di luce. Vai, concentriamoci adesso su Barcellona. Le luci della movida spagnola illuminano l'aeroporto di El Prat di Barcellona. C'è Lionel Messi che protesta. Se ne vuole andare Leo, ma noi fotte sega. Noi dobbiamo atterrare. Questo è il nostro unico compito. Qui a El Prat. Guarda, vedi il diamantino, è quel cazzo di diamantino là che ci regala tutto. Sì, siamo, cioè, è incredibile, oh, pensavo di essere molto più vicino. Adesso però c'è l'ultimo ostacolo che separa il Cume dal touchdown, cioè un atterraggio decente. Oh, ma atterraggio in notturna, 500. Dai. 300. Ok. E adesso tocca a noi. 60, 50, 40, 30, 20, retard. Ok, dai, non male. Non male. Inversori. Un buon atterraggio notturno, però non si vede veramente niente, mamma mia. Ok. Togliamo gli inversori. Spoiler, cazzo.
Ok. Chiaramente ho dimenticato le luci di atterraggio, ma insomma è chiaro, è tutto abbastanza scontato, ero troppo impaurito, cazzo, di non portarla a casa, vabbè, licenze poetiche. Barcelona ground VLG 112 tree taxi to the gate. VLG 112 tree taxi to gate 164 using taxiway Delta Tree Mike Echo 4 Echo Tree Juliet 5. Ok. Taxiing to gate 164 via beh, il gate è anche vicino, perfetto. Mi scuso per le luci di atterraggio, raga, ma ero un po' impanicata, sono sincero. Mi sono visto tanto vicino, ho detto cavolo, qua non va. Ormai lo sapete, insomma, mi conoscete, il come va subito impanicata quando vede queste cose. Ok. Meno male che il gioco è sempre buono, il simulatore, a portarmi sempre su gate comunque alla mia portata. Sono curioso di vedere gli aeroporti americani. No, non la mantengo. VLG 112 tree, continue taxi. Roger VLG 112 tree. Ancora un po' avanti, grazie. Ok. Molto good. Magari si ritrova, ovviamente. Ok, i bagagli arrivano sempre adesso, bene. Connessione. Prometto che molto presto ci sarà lo spegnimento dei motori, che so che bisogna fare questa cosa per fare il collegamento e tutto. Però intanto lasciatemi le licenze poetiche, raga, lasciatemele, se no non ha senso. Non ha senso il giro senza le licenze. Buono, raga, andate, arrivati anche al Prat. Prossima tappa Barcellona-Madrid. Andiamo a trovare Zinedine Zidane e Real Madrid, ma intanto godiamoci un buon atterraggio, il primo notturno di questo giro del mondo a Barcellona, aeroporto, El Prat. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!